buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo, 2 agenti penitenziari aggrediti e feriti da detenuti nel carcere minorile del Malaspina. Complici il gran caldo e il personale di sorveglianza insufficiente, la situazione rischia di degenerare ancora. Duro attacco del ministro della Giustizia Nordio al procuratore di Palermo De Lucia, che aveva parlato di carceri in mano ai boss. Ha perso il controllo di sé, accusa Nordio. L'associazione magistrati dal ministro attacchi scomposti. Il sindacato di polizia penitenziaria De Lucia non ci ha offesi, ha detto la verità. Palermo, rapina violenta realizzata da 3 uomini armati mentre era in corso una partita con la sala piena di giocatori. Scene da film, grande paura al bingo di via Villagra. Catania, allarme per un vecchio ordigno bellico scoperto nel porto di Ognina, poco distante dalla riva. Guardia costiera e carabinieri hanno messo in sicurezza l'area. Gli armatori chiedono una bonifica completa dei fondali. Troppo caldo, gli animali soffrono e purtroppo muoiono. A Palermo stop alle carrozze a cavallo, sostituite da ape taxi. A Sciacca, nell'Agrigentino, stasera sit-in di protesta per ricordare i cuccioli di cane lasciati morire su una terrazza sotto il sole. Gran finale in musica di Lampedusa Cinema con una lezione concerto del maestro Andrea Guerra dedicata alle colonne sonore. Al nostro microfono Massimo Ciavarro. A Caltagirone folla per la Scala di San Giacomo illuminata. Calcio, prosegue il ritiro del Palermo in Val Gardena. Oggi i rosanero sfidano il Norimberga in amichevole. Ieri intanto presentata la nuova terza maglia, Zagara. Serie C, Catania al lavoro al Massimino in vista della partenza per Norcia. Il club rossazzurro piazza il poker di acquisti con il ritorno di Michael Liguori e continua a costruire la nuova squadra. Bentrovati, sono giorni di grande tensione nel carcere minorile palermitano del Malaspina. Fra giovedì e venerdì 2 aggressioni agli agenti penitenziari e fra gran caldo e personale ridotto al lumicino la situazione rischia di degenerare ancora. Maglio Viola. Sono state 48 ore di grande tensione, le ultime nel sistema carcerario rieducativo minorile palermitano. Una situazione che rischia di esplodere, quella che si respira al Malaspina di Palermo, dove fra giovedì e venerdì si sono consumate ben 2 aggressioni ai danni degli agenti di polizia penitenziaria che si occupano dei minori lì trattenuti. Una situazione complessa che viene denunciata dalla UIL Polizia Penitenziaria, che racconta degli eventi delle ultime 48 ore. La prima aggressione è scattata giovedì senza nessun apparente motivo. Un ragazzo extracomunitario è saltato addosso al capo reparto. È dovuto intervenire un secondo agente per riportare la calma, ma prima è stato colpito ben 2 volte da pugni violenti alla gabbia toracica, riportando una prognosi di 10 giorni. Neanche il tempo di riorganizzare i turni e venerdì altra aggressione, stavolta da parte di un detenuto con problemi seriali di autolesionismo, anche lui extracomunitario. Altro agente al pronto soccorso e personale sempre più ridotto per i turni estivi. Gli spazi angusti, il caldo e i detenuti che aumentano rischiano di far esplodere una situazione già difficile, e con la nuova legge sulla punibilità a partire dai 14 anni la situazione delle carceri minorili e degli istituti rieducativi non può che peggiorare. E a Catania la magistratura indaga sulla rivolta scoppiata il 20 luglio nel carcere, dove si sono affrontati 2 gruppi rivali di detenuti. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 15 telefoni cellulari. Tra le ipotesi degli investigatori una contesa per il controllo delle attività illecite all'interno del penitenziario. Dopo l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia sulle carceri non più sotto controllo dello Stato ma della criminalità organizzata, dura replica del ministro della Giustizia Nordio. De Lucia, dice Nordio, ha perso il controllo di sé. Intanto la polemica si estende alla politica con i 5 Stelle
che difendono il procuratore Marco Gullà. Sulle carceri e sulle dichiarazioni del procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, è ormai polemica a tutto campo. Ieri sera è arrivata la dura replica del ministro della giustizia Carlo Nordio alle parole del magistrato. Il procuratore ha perso il controllo di se stesso e di una gravità inaudita che De Lucia offenda l'intero corpo della polizia penitenziaria che svolge il proprio dovere mettendo a rischio la propria vita. De Lucia, intervenendo in mattinata a un incontro ai cantieri culturali alla Zisa di Palermo, aveva dichiarato che le carceri non esplodono solo perché i detenuti non vogliono farle esplodere e che il controllo appartiene alle organizzazioni criminali che vogliono lasciare le cose come sono. Uno scontro istituzionale che oggi si arricchisce delle dichiarazioni di Giuseppe Antoci, parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle. Le dichiarazioni del ministro Nordio appaiono surreali e spropositate, ha detto Antoci. Mi chiedo dov'era il ministro quando dalle carceri si impartivano ordini per completare attentati a fini estorsivi e ancora dov'era quando si organizzavano pestaggi attraverso videochiamate proprio dalle carceri. Una polemica che dopo il botta e risposta a distanza tra il procuratore e il ministro continua ad alimentare il dibattito sulle condizioni del sistema penitenziario italiano. Per De Lucia, infatti, in alcuni istituti il controllo dello Stato sarebbe ormai fortemente compromesso. Vi sono call conference tra chi sta fuori, ha detto De Lucia, e chi sta dentro e chi è detenuto in un altro carcere, richiamando anche il caso del boss Verga che impartiva ordini per attentati intimidatori direttamente dalla propria cella. Ancora sulle carceri, l'associazione magistrati dice dal ministro Nordio solo attacchi scomposti al procuratore. Il sindacato di polizia penitenziaria aggiunge De Lucia non ci ha offesi, ha detto la verità. E a difesa di De Lucia c'è anche Addio Pizzo, Desiree Ferlito. Davanti all'allarme lanciato da un procuratore in prima linea nella lotta alla mafia, la reazione del ministro della giustizia lascia interdetti. Si tratta di un attacco scomposto e inaccettabile. Lo afferma in una nota l'Associazione Nazionale Magistrati. Il Ministero della Giustizia ha il compito di risolvere i problemi del sistema penitenziario, non di attaccare chi combatte la criminalità. Sulle carceri servono risposte e azioni immediate, sottolinea l'ANM. Solidarietà e sostegno a De Lucia arrivano anche da Aldo Di Giacomo, segretario generale FSA, che rende merito al magistrato per il coraggio dimostrato e interviene duramente. Il ministro della giustizia vive sicuramente al di fuori della realtà, il procuratore di Palermo ha assolutamente ragione, le carceri sono fuori controllo ormai da anni e non si arriva a conseguenze ulteriori solo perché i detenuti non vogliono. La polizia penitenziaria non è offesa dalle parole del procuratore, nelle sue parole ci sono molti più contenuti di quanti ne abbia espresso il ministro nell'intera legislatura. Di diverso avviso Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, che punta invece il dito contro le condizioni igienico-sanitarie del carcere Ucciardone di Palermo. Bernardini denuncia l'assenza di adeguati controlli e sostiene che nell'istituto penitenziario l'illegalità regni sovrana, attribuendo precise responsabilità nella gestione della struttura. Se non esplodono le carceri è per il senso di responsabilità dei detenuti, non delle organizzazioni criminali o della mafia, replicando alle parole del procuratore De Lucia. Palermo, rapina violenta con vere e proprie scene da film e grande paura ieri al bingo di via Villagra. Il colpo da parte di 3 uomini armati mentre era in corso una partita e la sala era piena di giocatori. Maglio viola. Paura ieri a Palermo per una rapina che sembra uscita da un film d'azione nella sala bingo di via Villagrazia alla periferia sud della città. 3 uomini armati, uno dei quali con un fucile a pompa, hanno fatto irruzione nella sala affollata di giocatori intenti proprio in una partita di bingo e sotto la minaccia delle armi hanno invitato tutti a restare seduti e fermi. Inevitabile il panico fra i presenti, tanto che qualcuno ha tentato la fuga, venendo però fermato dopo essere stato colpito col calcio di un'arma a un braccio per costringerlo a rimanere al proprio posto. Una volta imposto il silenzio con violenza e la forza dell'intimidazione, i rapinatori si sono diretti alle casse senza esitare, sapevano chiaramente dove si trovava il denaro contante e in pochi istanti hanno svuotato i cassetti portando via circa 30.000 euro. In seguito si sono dileguati velocemente, non prima di aver lanciato un nuovo avvertimento ai presenti, invitati a restare fermi e zitti ai loro posti. L'allarme è scattato pochi istanti dopo, quando tutti i presenti si sono resi conto che i rapinatori erano andati via e non c'era più pericolo. Le indagini sono condotte dalla sezione rapina della squadra mobile che ha già acquisito tutti i filmati di sicurezza del bingo e dell'intera area.
Ancora a Palermo pubblicava sui social video mentre sparava con diverse armi da fuoco verso il mare e contro cartelli stradali. I carabinieri l'hanno arrestato, è un 19enne. La misura è stata disposta per prevenire una nuova possibile escalation della violenza di gruppi criminali in lotta fra loro per il controllo dello spaccio della droga. Alcamo sotto shock per la morte di Aurora Valenti, la 22enne allieva maresciallo della Guardia di Finanza, precipitata dalla finestra della sua camera nella scuola ispettori di Coppito. La Procura dell'Aquila ha aperto un'inchiesta. Laura Spanò. Una comunità, quella di Alcamo, profondamente colpita dalla morte improvvisa di Aurora Valenti, 22 anni, allieva maresciallo, precipitata nel pomeriggio di venerdì dalla finestra della sua camera al terzo piano della scuola ispettori sovrintendenti di Coppito. Nel frattempo mamma Piera, papà Vincenzo e la sorella Ornella hanno raggiunto l'Aquila stretti nel dolore per una perdita che ha lasciato senza parole un'intera comunità. Chi conosceva Aurora racconta che il suo unico sogno stava diventando realtà: servire lo Stato indossando la divisa della Guardia di Finanza, una giovane determinata, pronta a costruire il proprio futuro in uniforme. Quel sogno si è infranto all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove è morta. La notizia ha sconvolto anche l'intero corpo della Guardia di Finanza. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta coordinata dal PM Maria Rosa Bove. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riservo e nessuna ipotesi viene esclusa. Disposta anche l'autopsia per fugare ogni dubbio, mentre gli inquirenti stanno ricostruendo gli ultimi momenti della giovane, analizzando ogni elemento utile per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Aurora frequentava il primo anno del corso per allievi ispettori. Pochi giorni fa aveva vissuto uno dei momenti più significativi della sua formazione, la tradizionale consegna delle fiamme, simbolo che sancisce l'ingresso ufficiale nel percorso degli allievi marescialli della Guardia di Finanza. Un traguardo raggiunto con impegno, studio e sacrificio che rappresentava l'inizio di una carriera al servizio dello Stato. A Catania allarme per un vecchio ordigno bellico nel porto di Onnina, a 1 metro di profondità a poca distanza dalla riva. Guardia Costiera e Carabinieri hanno messo in sicurezza l'area, ma la Federazione Armatori torna a chiedere una bonifica completa dei fondali. Desiree Ferrito. Un antico ordigno bellico ad appena 1 metro di profondità e a poca distanza dalla riva. Una scoperta che ha fatto scattare immediatamente l'allarme questa mattina nel porto di Onnina, uno dei borghi marinari più frequentati di Catania. La segnalazione è arrivata da un cittadino e nel giro di pochi minuti la macchina dei soccorsi si è messa in moto. La Federazione Armatori Siciliani ha allertato le autorità e sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera che hanno avviato le verifiche, messo in sicurezza l'area e disposto l'interdizione dello specchio d'acqua interessato. Ora si attende l'intervento degli artificieri e del personale specializzato chiamati ad accertare la natura dell'ordigno e a stabilire le operazioni necessarie per la sua rimozione in condizioni di sicurezza. Ma l'episodio riporta l'attenzione su una questione più ampia. Negli ultimi anni, infatti, sarebbero state segnalate altre possibili presenze di ordigni bellici nei fondali del porto di Onnina. Alcune di queste segnalazioni avrebbero ricevuto solo verifiche parziali, mentre per altre si attendono ancora accertamenti definitivi. Per questo la Federazione rivolge un appello alle autorità. A questo punto cosa aspettano le autorità, il prefetto, il questore, la magistratura a intervenire? Perché dico, a mio parere esiste un problema di... Intanto proseguono gli accertamenti delle autorità, tutta l'area resta interdetta. Ad Acireale la polizia ha arrestato un uomo accusato di una serie di furti di agrumi avvenuti dal novembre scorso fino ad aprile di quest'anno e un complice è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo gli investigatori il duo ha rubato ingenti quantitativi di agrumi, compresi 4.000 kg di limone con un danno di 5.000 euro. Palermo dice addio alle carrozze turistiche trainate da cavalli, dopo che per anni il capoluogo siciliano ha visto stramazzare al suolo purtroppo gli animali a causa del caldo, oltre che della fatica. Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera che avvia la riconversione del servizio turistico verso mezzi elettrici, gli Ape Taxi. Questa sera a Sciacca, nell'Agrigentino, si terrà un'altra manifestazione, una manifestazione di protesta
con un sit-in per ricordare i cuccioli di cane lasciati morire su una terrazza sotto il sole. Gran finale in musica per la 18ª edizione del Vento del Nord Lampedusa Cinema, lezione concerto del maestro Andrea Guerra dedicata appunto al cinema e alla fiction, con la proiezione di Gloria di Margherita Vicario, servizio di Orazio Longo. Tra i cortometraggi dedicati al tema dell'integrazione, la giuria dei ragazzi dell'Isola ha premiato il corto La bambina di carta di Fabio Vasco, racconto intenso che affronta il tema dei matrimoni forzati e del destino imposto a troppe bambine nel mondo. Si è conclusa con una serata all'insegna del rapporto tra cinema e musica col maestro Andrea Guerra, in una vera e propria lezione concerto dedicata alle colonne sonore, la 18ª edizione di Il Vento del Nord Lampedusa Cinema, una quindicina tra film e cortometraggi le proiezioni realizzate. Da questa rassegna si riesce più forti, più ricchi e anche con un'attenzione speciale per posti che continuano a vivere serenamente nonostante quello che attraversa la loro storia. Ai titoli in rassegna si è aggiunto il capitolo del tradizionale appuntamento con Lampedusa Lab, il laboratorio di formazione dedicato agli studenti liceali. Quest'anno coinvolgeremo anche, oltre ai ragazzi del liceo Pirandello, anche i ragazzi dell'associazione musicale Lipadusa di Lampedusa. E che vi devo dire? Le solite cose di tutti gli anni. I film sono stupendi, la gente corre perché comunque si stufa poi tutte le sere sempre soltanto musica nei bar, invece questa è una cosa veramente bella. La rassegna è prodotta dall'Associazione Lampedusa Cinema con il sostegno del Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Bagno di folla a Caltagirone per la prima serata della Scala Illuminata, la tradizionale luminaria di San Giacomo. Questa sera il bis, con un nuovo disegno che tornerà ad accendere la monumentale Scala di Santa Maria del Monte. Salvo Cona. Bagno di folla ieri sera per il primo dei 2 appuntamenti di luglio dedicati alla Scala Illuminata, conosciuta anche come Luminaria di San Giacomo, patrono di Caltagirone. Lo spettacolo di luci e colori, unico al mondo, ha trasformato la monumentale Scala di Santa Maria del Monte, patrimonio dell'UNESCO, in un fantasmagorico tappeto di fuoco. È un evento di una bellezza unica e rara che Caltagirone celebra in onore del suo santo patrono San Giacomo, ma che mette a disposizione degli occhi delle migliaia di persone che rimangono ogni anno stupite da un evento di straordinaria bellezza. Anche quest'anno circa 3.400 coppi in carta multicolore, dentro i quali ardono lumi alimentati da diversi quintali di olio d'oliva, vengono disposti in modo da formare un disegno diverso. Quello di ieri sera, opera di Giuseppe Ales, rappresentava in cima lo stemma della Repubblica Italiana. Al centro lo storico stemma di Caltagirone con lo scudo crociato, sorretto dai 2 grifoni sovrastati da una grande corona. In basso la conchiglia di San Giacomo, a risaltare il ruolo di Caltagirone quale città jacopea. Dopo l'accensione anche uno spettacolo di fuochi di artificio. Ogni disegno è diverso, non è mai detto, il vero risultato è quando si accende e scatta l'applauso e lì hai la conferma che il disegno è stato gradito e molto apprezzato. E stasera si replica a Caltagirone. È il momento della pausa, tra poco il calcio con il Palermo che oggi è impegnato in amichevole e poi il poker di acquisti del Catania. State con noi. Calcio, Palermo che prosegue la preparazione in ritiro in Val Gardena, oggi per la squadra rosanero, amichevole contro il Norimberga. Ieri la presentazione della maglia Zagara al mercato ortofrutticolo. Marco Gullà. I giri del motore aumentano, i ritmi crescono, il Palermo inizia a modellarsi in vista della prossima stagione. L'arrivo di Bossolan va a completare il binario di sinistra già occupato anche da Augello. Oggi pomeriggio per la formazione di Inzaghi, altro test amichevole contro il Norimberga. Calcio d'inizio alle ore 16, Inzaghi proseguirà nella fase di sperimentazione. L'unica certezza resta il sistema di gioco, il 4-2-3-1, provato costantemente in questi allenamenti contro la squadra guidata da Miro Klose che milita nella seconda
seconda divisione tedesca sono attese alcune novità rispetto alle ultime amichevoli. Ci sono alcuni giocatori che non sono al top e Inzaghi quindi non li forzerà. Sulla tre quarti saranno confermati Vasic a destra, Hernani al centro e Jonsen a sinistra. Ci sarà spazio nella ripresa anche per il secondo portiere Mattia Fortin. Una scelta che mi mette alla prova, mi mette in gioco. Avevo bisogno insomma l'anno scorso ero a Padova, volevo cercare in qualche modo di andare in una società dove potessi fare quello step in più, quindi in questo caso il Palermo, che ovviamente abbiamo l'ambizione dichiarata di provare a vincere il campionato, e quindi mi è subito piaciuta questa sfida e ho dato la mia priorità. Ieri al mercato ortofrutticolo la presentazione della terza maglia del rosanero, Zagara, presente anche l'ex Fabrizio Miccoli. E il Catania, per il Catania oggi e domani doppia seduta di allenamento al Massimino, lunedì la partenza per Noto e nelle ultime ore poker di acquisti per il club rosso-azzurro. Sergio Colosi. Dopo Torre, Rinaldi e Pagliai, il ritorno di Michael Liguori ha completato un poker di acquisti funzionale al progetto targato Varrà Longo. Catania ha dimagrito e più giovane, rinnovato nell'organico, ma sempre ambizioso. Penultimo giorno di lavoro oggi al Massimino con una doppia seduta. Stesso programma domani. Lunedì la partenza per la seconda fase del ritiro a Norcia, sino all'immediata vigilia della gara di Coppa Italia, in programma l'8 agosto a Vicenza. Varrà continua a lavorare sul mercato a 360 gradi, tra cessioni, la prossima a Di Noia con destinazione San Benedettese, e acquisti seguiti Marco Perrotta e Andrea Moretti per la difesa, Cosimo Patierno, Luca Pandolfi e Roberto Insigne per l'attacco. Direttamente a Norcia arriveranno altri rinforzi per portare qualità ed esperienza. Sul campo Longo prosegue il lavoro di valorizzazione di chi è sotto contratto, di chi si è cucito addosso la maglia rossa azzurra e può essere ancora protagonista del nuovo progetto, dove si esaltano il collettivo, la fase offensiva, l'impegno e l'unità dello spogliatoio. Ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.